Borsellino. Dopo quell'incontro Borsellino fa altre attività frenetiche, ha un incontro nei giorni precedenti anche con gli uomini del Ross, quando già sapeva che gli uomini del Ross stavano parlando con Ciancimino. Loro dicono che in quell'incontro Borsellino non gli chiese niente, è assolutamente folle immaginarlo, ma questo dicono. Purtroppo l'unico che potrebbe dire la verità, non a caso, è morto, e infatti Borsellino il 19 luglio insieme agli uomini della scorta qui in questa via viene assassinato, anche perché il Ministero dell'Interno, così ben governato, aveva pensato che giustamente, non essendo nemmeno riconoscibile in volto, non ci fosse motivo per stabilire una zona di rimozione forzata delle auto parcheggiate davanti alla casa della mamma dove si recava tutte le domeniche. E così hanno regalato a Cosa Nostra la possibilità di posteggiare un'auto imbottita di esplosivo e di farla esplodere nel momento in cui il giudice suonava il citofono di sua madre. Eliminato Borsellino, la trattativa prosegue molto proficuamente, soprattutto per la mafia. Riina si fa l'idea che lo Stato è pronto a scendere a patti e pianifica gli attentati successivi. Intanto fa avere il papello a Ciancimino affinché lo possa passare agli uomini dello Stato con le richieste che Cosa Nostra avanza in cambio della fine delle stragi. È una resa senza condizioni per lo Stato, via il 41 bis, via i pentiti, via l'ergastolo, via il sequestro dei beni, dissociazione come ai tempi del terrorismo, cioè il mafioso si dichiara dissociato dalla mafia, non confessa niente, non fa i nomi dei complici, ammette soltanto di essere mafioso, e tutto ciò che i giudici hanno già scoperto, una cosa che allo Stato non serve a niente ma serve molto alla mafia. Queste sono le richieste più altre. Alla fine dell'anno Ciancimino di fatto, molto probabilmente, consegna Totò Riina allo Stato. Riina viene arrestato dopo che Ciancimino ha fatto avere agli uomini del Ross le mappe con segnati i possibili nascondigli di Totò Riina. Il Ross naturalmente si guarda bene dal perquisire il covo, perché c'è il rischio di trovare una copia del papello e quindi di disvelare quella trattativa che mai deve venire fuori. I magistrati di Palermo non devono sapere nulla, altrimenti si ripropone lo stesso rischio che c'era quando era vivo Borsellino, e cioè che i magistrati di Palermo aprano un'indagine sulla trattativa e incriminino coloro che la stanno facendo. E naturalmente il covo che non è perquisito dal Ross viene perquisito dagli uomini di Provenzano, che portano via tutto, ripuliscono, ritinteggiano, ristrutturano l'appartamento. Soltanto dopo arriverà la perquisizione dello Stato, quando non c'è più niente da trovare, nemmeno tracce del DNA, perché è stato ridipinto tutto quanto ex novo. Siamo nel 93, arrestato Riina, naturalmente il suo testimone viene raccolto dai Graviano, Aglieri, da tanti altri. Graviano in particolare ormai hanno lasciato Palermo da mesi, vivono tra Milano e la Costa Smeralda, in una villa a 200 metri da Villa Certosa. Ovviamente a loro insaputa, e l'Italia è piccola, no? Qual è l'unico posto dove puoi andare in vacanza in Italia? A 200 metri da Villa Certosa, se ti chiami Giuseppe Filippo Graviano. C'è ancora da fare qualcosa. C'è da far saltare in aria Maurizio Costanzo in via Fauro, c'è da seminare il terrore a Milano al padiglione d'arte moderna e contemporanea in via Palestro, c'è da sterminare bambine e passanti a via dei Georgofili a Firenze, c'è da far saltare 2 basiliche a Roma, una si chiama Giorgio, San Giorgio al Velabro, come il presidente della Camera Giorgio Napolitano, e l'altra si chiama San Giovanni in Laterano, come Giovanni Spadolini, presidente del Senato. Un messaggio alle 2 Camere e alla Chiesa,
visto che comunque si tratta di basiliche. Che cosa succede poi? Succede che da quel momento non si spara più un colpo. C'è un attentato fallito all'Olimpico di Roma, viene rinviato e poi a gennaio del 94, quando tutto è pronto per la bomba che deve sterminare i carabinieri del servizio d'ordine alla fine di Roma Udinese, arriva all'ultimo momento un ordine da Palermo che richiama i picciotti, non c'è più bisogno di sparare, fine delle stragi, inizio della Pax mafiosa. I Graviano vengono arrestati, anche loro non servono più, e il giorno dopo Silvio Berlusconi annuncia la discesa in campo. Immaginare i brindisi nei vertici di mafia alla notizia che il partito fondato da Marcello Dell'Utri, un vecchio amico di Cosa Nostra, sta per farsi Stato. Questo era quello che sapevamo fino a un paio d'anni fa. Poi un paio d'anni fa succede qualcosa. I mafiosi e i figli dei mafiosi cominciano a parlare della trattativa. Massimo Ciancimino, Giovanni Brusca, Gaspare Spatuzza e altri, violando quel patto che invece gli uomini dello Stato avevano religiosamente osservato per 20 anni. Loro non avevano mai detto niente. Cominciano a raccontare delle cose che costringono uomini dello Stato ad ammettere dei fatti che non potevano più negare. Ed ecco questo ritorno prodigioso di memoria e di favella. Violante si ricorda che il generale Mori voleva fargli incontrare a tu per tu Ciancimino a tutti i costi. Mancino si ricorda di aver incontrato Borsellino. Ayala si ricorda che nell'agenda di Mancino c'era scritto che aveva incontrato Borsellino. Lo dice in un'intervista, viene convocato dai magistrati e dice no, la giornalista ha capito male. Purtroppo la giornalista ha registrato l'intervista e la mette online. Allora dice ah no, ho capito male io. Mi aveva detto che nell'agenda c'era scritto che lui non aveva incontrato Borsellino. Tipico, no? Uno nell'agenda cosa scrive? Oggi non ho incontrato Borsellino. È tipico. Ci vorrebbe la datazione al carbonio 14, come per la Sindone, per datare quell'annotazione. Martelli si ricorda di aver informato Borsellino della trattativa, Liliana Ferraro, funzionario del Ministero, si ricorda di aver informato Borsellino della trattativa e altri si ricordano altri pezzi di verità, obtorto collo proprio quando non ne possono più fare a meno, all'inseguimento dei mafiosi che parlano più degli uomini dello Stato e li costringono a parlare. Così che parte l'indagine per vedere chi ha commesso reati nella trattativa e si scopre, tra le altre cose, che alla fine del 93 non c'è soltanto un elemento che convince Cosa Nostra a farla finita con le stragi, e cioè l'arrivo del partito di Dell'Utri, capitanato da Berlusconi, ma c'è anche una mossa distensiva del governo Ciampi attraverso il ministro della giustizia Conso, che così all'improvviso decide all'inizio di novembre del 93 di non rinnovare il carcere duro, il 41 bis, a 334 mafiosi, dranghetisti, camorristi e uomini della Sacra Corona Unita. E da un giorno all'altro tutti insieme si ritrovano come dei detenuti comuni, con tutte le possibilità di incontri, colloqui, orari, eccetera. La notizia incredibilmente non la sa nessuno. La scopre un giornalista della Sicilia e un giorno che viene giù il ministro Mancino gli domanda, dice ma lei lo sa che hanno tolto il 41 bis a un sacco di mafiosi? E lui dice non lo sapevo ma farò degli accertamenti.
Era il novembre del 93, l'altra sera, 19 anni dopo, Mancino ha detto: io non ho mai saputo che Conso avesse tolto il 41 bis a 334 mafiosi. Gliel'aveva detto questo giornalista della Sicilia, lui aveva detto farò accertamenti e poi evidentemente se n'è dimenticato. In fondo che sarà mai 334 mafiosi che escono dal 41 bis lo stesso giorno? Se n'è dimenticato, non l'ha mai saputo. Quindi abbiamo uomini della Prima Repubblica, del centro-sinistra della Prima Repubblica e uomini della Seconda Repubblica implicati in una trattativa che non è certamente finita allora. Il papello era lungo, il 41 bis era una delle tante cose che chiedevano e quella l'hanno risolta lì sul momento, ma chiedevano tutto il resto, e l'ergastolo, e i pentiti, e il sequestro dei beni. Per questo c'è la Seconda Repubblica. Sarà un caso, ma governi di centrodestra e centrosinistra negli anni chiuderanno le carceri di Pianosa e Asinara, simboli del carcere duro del 41 bis, questo lo fa il centrosinistra nel 97, ministro Flick, nel silenzio del centrodestra, attacchi continui contro i pentiti che portano finalmente a una legge sollecitata a lungo da Napolitano, che è stato anche lui ministro dell'interno, e che un giorno se ne uscì dicendo che i pentiti erano troppi. Cioè non i mafiosi irriducibili erano troppi, i pentiti erano troppi, bisognava ridurli. E i pentiti più sono più parlano. E allora quella sua esortazione divenne una legge che porta la firma di Fassino, ministro della giustizia, e fu approvata dal centro-sinistra col consenso del centrodestra nel 2001. Poi ci fu una legge che stabilizzava il 41 bis e in realtà rendeva facilissimo per i boss chiederne la revoca, mentre prima, quando veniva prorogato di 6 mesi in 6 mesi, era difficilissimo ottenere la revoca del 41 bis perché non facevi in tempo a chiederla che già veniva rinnovato. Altro favore mascherato da legge antimafia. Poi c'è la legge di 2 o 3 anni fa che consente la rivendita dei beni sequestrati alla mafia. Poi il centrosinistra ne ha fatta un'altra d'accordo col centrodestra, ha addirittura abolito l'ergastolo nel 1999 sotto il governo D'Alema, anche per le stragi, e solo la protesta dei familiari delle vittime lo ha fatto ripristinare l'anno dopo. Avevano praticamente eseguito quasi tutti i punti del papello, politici di centrodestra e di centrosinistra, mentre al DAP, la direzione delle carceri, c'erano continue manovre per aiutare la dissociazione, che era un altro dei punti fondamentali del papello. Il papello è la Costituzione non scritta ma ferrea della Seconda Repubblica, che tutti devono rispettare, anche se pubblicamente a ogni 23 maggio e a ogni 19 luglio mandano corone in via D'Amelio e a Capaci e mandano messaggi in cui dicono che vogliono la verità, che non bisogna abbassare la guardia e bisogna combattere la mafia. Dicono sempre che bisogna combatterla, mai che bisogna sconfiggerla. Bisogna combatterla ma non sconfiggerla.